È il 30 giugno. Nel quartiere di Nesima mancano pochi minuti alle 13. Grazie a questa telecamera posizionata su un edificio nei pressi di Via Cantone si vedono passare due scooter a distanza ravvicinata l'uno dall'altro e un'automobile bianca che svoltano a destra. Pochi secondi di silenzio e si avvertono chiaramente tre spari. Sono le 13:17. Poi la fuga in tre, in sella ad un unico scooter che viene ancora ripreso da altre telecamere di videosorveglianza. Sono queste le immagini diffuse dalla polizia della sparatoria avvenuta a Nesima che ha portato all'arresto di 3 uomini. A finire in manette sono stati Giovanni Di Benedetto, di 27 anni, Antonino Castelli, di 33 anni, Pasqualino Ranno, di 29 anni, gravemente indiziati dell'omicidio ai danni del cittadino albanese morto 3 giorni dopo in ospedale e del tentato omicidio nei confronti di un uomo italiano di 43 anni, nonché dei reati di porto e di illegale detenzione di armi. Dopo l'arresto di Di Benedetto, che si è costituito spontaneamente, anche nei confronti di Castelli e Ranno sono stati emessi 2 decreti di fermo. Per tutti e 3 il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini erano scattate subito dopo la segnalazione di colpi di arma da fuoco e del conseguente ferimento di 2 persone in questa palazzina, al numero 10 di Via Cantone, dove sono state rinvenute 2 ogive, una pistola semiautomatica calibro 38, 3 bossoli e 3 cartucce. Il movente resta ancora da chiarire. Le indagini, alle quali un cospicuo apporto è stato fornito dalle dichiarazioni rese da abitanti della zona e dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, proseguono non solo per accertare meglio la dinamica dei fatti, ma anche per chiarire le motivazioni, che secondo la procura etnea sono verosimilmente riconducibili a contesti illeciti. La sparatoria di Nesima non è l'unica avvenuta in città in questi giorni. L'ultima risale alla scorsa notte, quando un incensurato di 32 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro con una ferita d'arma da fuoco al gluteo. L'uomo non ha fornito indicazioni sulla dinamica dei fatti. Tra il 5 e il 6 luglio invece un 47enne è stato gambizzato al villaggio Sant'Agata. Truppe americane ed italiane di nuovo insieme, 80 anni dopo, sul lungomare di Gela per commemorare l'anniversario dello sbarco alleato. Quest'anno saranno tantissimi i momenti che accompagneranno i gelesi in un lungo viaggio nella memoria di quei giorni del luglio del 43, quando Gela si trasformò in un crocevia per la storia. L'operazione Husky, come venne chiamata in codice, fu una colossale manovra militare che segnò l'inizio della campagna d'Italia e fu anche il primo passo della penetrazione alleata nel continente europeo. Oggi il primo intenso momento di ricordo con la deposizione di una corona commemorativa ai piedi della pietra monumento in ricordo dei caduti di tutte le guerre, posta a pochi metri dal pontile simbolo della notte dello sbarco. Presenti alla cerimonia tutte le autorità civili e militari, oltre che una delegazione della US Navy, che nell'occasione ha voluto ricordare l'importanza storica del giorno che cambiò il corso della Seconda Guerra Mondiale. L'importanza di oggi è l'eroismo di quelli che hanno combattuto per difendere questi valori e quello che loro potranno fare, diciamo, nel futuro per preservare questi valori. Soprattutto è importante che questo venga fatto in questa città da cui è partito tutto. Io penso che questi valori di democrazia siano eterni e che gli uomini devono essere pronti a combattere per preservare questi valori. A mezzogiorno il classico roll call a Ponte di Rillo, l'appello dei 39 soldati statunitensi morti in quella che fu una battaglia storica della Seconda Guerra Mondiale, alla presenza di Helen Patton, la nipote del celebre generale George Patton che il 10 luglio guidò lo sbarco delle truppe alleate. Per me è un onore essere qui per onorare tutti coloro che hanno partecipato a questa guerra, le vittime, coloro che hanno partecipato a questo evento così terribile. La cerimonia si è conclusa con il concerto della banda musicale della NATO. Per il comune di Messina l'emergenza acqua è conclusa, a dirlo questa mattina in conferenza stampa è stato il sindaco Basile. L'acqua torna quindi potabile dopo che i risultati degli esami delle scorse settimane in diversi punti hanno evidenziato come i parametri siano ritornati nella norma, conformi a quelli che erano prima dell'inquinamento. L'emergenza acqua era nata dall'inquinamento di una parte della conduttura del centro città dovuta ad idrocarburi che poi sondaggi di AMAM hanno scoperto derivasse da una vecchia cisterna per riscaldamenti in disuso
di un palazzo sulla via Principe Umberto. Se da domani, dopo un mese, tornerà la potabilità della zona interessata, i riflettori non sembrano però destinati ad abbassarsi. È pensabile che sotto il nostro territorio ci sia una cosa che neanche noi conosciamo, quindi siamo riusciti in un mese, grazie al lavoro puntuale della società, a individuare, circoscrivere e oggi risolvere il problema. Da domani la città tornerà alla normalità, dobbiamo stare tutti un po' più attenti e quindi ho già annunciato che farò un'ordinanza specifica, ancorché prevista dalla legge, affinché tutti i proprietari di condomini facciano un censimento puntuale dei serbatoi che, ancorché dismessi, devono essere stati dismessi in sicurezza. È impensabile che ci sia ancora gasolio dopo chissà quanti anni. Il Comune infatti emetterà 2 ordinanze, una di ritorno alla normalità che abrogherà le altre che vietavano il consumo dell'acqua ed una rivolta ai condomini e agli amministratori per un censimento delle cisterne di gasolio dismesse. Lei si chiama Nicole Insalaco, è nativa di Serra di Falco in provincia di Caltanissetta, ha da poco compiuto 18 anni, frequenta il 4º anno del liceo scientifico Antonino Sciascia di Canicattì e ha conseguito la maturità con il massimo della votazione, 100 su 100. Al termine del 4º anno la studentessa prodigio è stata ammessa per meriti speciali, la prima in Sicilia, a sostenere gli esami di Stato conclusivi della secondaria di secondo grado, superandoli brillantemente. La prova orale si è conclusa tra i complimenti degli insegnanti e l'ovazione dei compagni di classe. L'esame di maturità è stata una bellissima esperienza. Sicuramente è stato un po' strano, un po' particolare non aver affrontato l'ansia, quell'adrenalina la notte prima degli esami, delle prove scritte insieme ai miei compagni che mi hanno accompagnato in questo intero percorso. Non ho fatto nulla di eccezionale, di così straordinario, sicuramente ho studiato, ma con impegno, determinazione e costanza chiunque potrebbe riuscire a raggiungere questo obiettivo molto importante. Quale messaggio ti senti di rivolgere ai tuoi compagni che il prossimo anno sosterranno la maturità? Io vorrei fare un grande in bocca al lupo ai miei compagni e li invito a studiare tutto l'anno, a impegnarsi come hanno sempre fatto. La possibilità dell'accesso alla maturità per meriti speciali è prevista per gli studenti che hanno una media di voti superiore al 9 e Nicole è andata oltre perché è stata ammessa con tutti 10. Siamo orgogliosi tantissimo, li potete immaginare, perché il suo successo è anche il nostro successo, soprattutto per aver trovato quell'intesa giusta per accompagnare, per guidare la ragazza a questo obiettivo. Le soddisfazioni per Nicole Insalaco, figlia di un funzionario di polizia alla questura di Caltanissetta, non finiscono qui. Ha da sempre avuto la passione per la musica e la prossima settimana prenderà la laurea in violino al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo a conclusione del suo percorso di studi. Gelato un po' salato? Sì, se pensiamo al costo. Rispetto allo scorso anno in Italia è aumentato del 23%. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti su dati Istat. Rispetto alla media nazionale non abbiamo fatto quell'aumento che c'è stato. Tant'è vero che in Sicilia ci attestiamo intorno al 10-15% massimo, dipende dalle città. Palermo è la città dove il gelato costa di più. Enna invece sta nella parte opposta della classifica. Sul rincaro pesano l'impennata dei costi di energia e materie prime. Uova, latte e zucchero si sentono non solo nel gusto ma anche nel portafoglio. Il costo energia pare che purtroppo ora stia andando per aumentare. Giornalmente abbiamo tantissimi clienti che hanno voglia di prendersi un gelato per rinfrescarsi, mangiare con una brioche bella piena con il gelato a pranzo. Gelato è sinonimo di estate, insieme alla colonnina di mercurio schizza su anche il consumo di questa bontà. Poi con la brioche è proprio tipico della Sicilia, bisogna provarlo. È buonissimo, è fresco, in una città come la nostra che è sempre così calda non possiamo fare a meno. Penso che sia un po' il periodo, l'inflazione, tutto quanto, però alla fine con il caldo
è obbligatorio il gelato, dai. I siciliani preferiscono quello artigianale, pistacchio, cassata o cannolo per gustare la trinacria. Un rinfresco per il palato, ma come raccomandano gli esperti, senza farne abuso. Dobbiamo stare molto attenti, il nostro rapporto deve essere molto preciso col gelato. Un gelato al giorno, nel pomeriggio va bene, ma non sostituisce né pranzo né cena e non è la cosa più salutista che noi possiamo avere, tranne quando mangiamo soltanto un gelato alla frutta. Ad un cono così, impossibile resistere. Le prime indicazioni che arrivano dal secondo giorno di ritiro del Palermo in Trentino è che Eugenio Corini sembra voler puntare sul 4-3-3 e che la squadra dovrà comunque adottare un abito camaleontico, cambiando modulo anche a gara in corso. Rosanero che sudano e lavorano a ronzone. L'obiettivo, come ha dichiarato lo stesso allenatore, è la promozione in Serie A, senza giri di parole. Per me è stato importante anche dal punto di vista proprio della proprietà capire cosa vuol dire lavorare a Palermo. C'è la volontà di alzare il nostro potenziale, di lottare, ambire a un traguardo molto prestigioso che noi tutti vogliamo raggiungere e di conseguenza quest'anno sicuramente le potenzialità per essere più competitivi ci saranno messe a disposizione. La nostra capacità, la mia capacità sarà far sì che tutto questo venga fatto rendere al meglio per fare un campionato il migliore possibile, per essere competitivi al meglio. Il Palermo non gioca quindi a carte coperte, la campagna acquisti fino adesso è un'assoluta candidatura alla promozione. Presi Lucioni, Ceccaroni, Vasic e Mancuso e a breve sarà ufficiale anche Roberto Insigne, ma il mercato dei rosanero non finisce qui, piacciono anche Tremolada e Collocolo e per l'attacco continua a stuzzicare l'idea di Massimo Coda del Genoa.